come tu non hai, devi stare attenta come... No, tutto però a posto? ho detto alla mia donna preferita, però c'è anche una ragazza del duo Cosso e Zara, quindi magari ci resta male, no, non sei, anche perché mi ha portato la marmellata oggi, quindi insomma, è giusto. Come stai, Miss Bilda? Bene? Bene, però guarda, quando mi fanno queste foto alla sprovvista... Foto? Alla sprovvista? Ma chi, paparazzi? No, all'atto velox, i vigili, maledetti. Ma che maledetti, se tu corri in macchina, scusa! Ma ero in Vespino? Cioè, tu giri in vestino, ma certo. che mi sei? Per fare vedere le gambe. Tutte le gambe, ma perché c'è le calze rotte? Perché ci imbruccano sempre, non è che ogni volta me le posso ricordare. Vabbè, ma cosa fai? Io con le calze così è brutto, dai, l'immagine è brutta. Che poi so che la settimana scorsa sei uscita da qui per fare il giro, per entrare, e si sono fermate 3 macchine. È vero, per chiedermi... Sei arrabbiato? Io no, pago cosa? Ma perché mi avete preso? Ora che io non c'ho mica quei prezzi, Vabbè, hai una canzone da proporci? Sì, però prima volevo fare un saluto a mio babbo, posso? Ma stai scherzando, voi l'abbiamo anche conosciuto. Una cosa veloce però. Certo, un saluto a Mario, Filippo e Giuseppe. Perché 3, scusa? Uno di questi sarà mio babbo, o no? Perché questo non è tuo babbo, ma scusa, vabbè, allora prendi il microfono. Grazie. Scusate, è spontanea. Grazie. Allora, per dedicarti questa canzone puoi prendere il microfono. Sì, io sono tutta incriccata, ma di schiena? Questo tempo che ho conosciuto questo Bono. Bono? In palestra, cioè era un istruttore, l'ho riconosciuto subito come si stava avvicinando. Dai muscoli? No, dall'odore. Cioè, anche se l'investiva 3 euro in bagno schiuma profumato, cioè Mari bocci io. Guarda, non è che sei incriccata perché ti ha fatto fare molti esercizi in palestra. Non proprio in palestra. Eravamo attorcigliati a tipo serpenti. Non è che puzzava, scusa. Infatti mi sono organizzata. Guarda, tutto a posto. Ascolta, fatti dare il microfono da Federica. La conosci Federica? Una cantante bravissima. Magari bravissima, ma non è quella che ha accoppiato le canzoni della radio DJ. Scusa, vieni un attimo qui Federica. Vieni. Stai attenta come ti alzi che si vede. Si vedono le cose tutto. che... State attente come vi alzate, sempre come fa Miss Bilda, che è molto elegante. Fammi una cuttola, fai un pezzettino senza musica. Grazie che non ho voce. Vai lì, Rocca, vai. Ti posso figura nel buio. Dopo un out. Vabbè, gli voglio dare una possibilità. Ma cosa vuoi dare possibilità? Cosa ci canti tu, Miss Bilda? Una canzone che ho cantato anche all'istruttore di palestra. Ed è di Alex Britti. Una su 1.000.000. La sai? La sa, maestro? Prego, una presentazione di... No, vai. Miss Bilda. Accettami così, ti prego non guardare, che oggi la ceretta non me l'ho potuta fare. Vedrai sarò per te azzurra come il cielo, l'importante è che non mi accarezzi in contropelo. Ti amo e qualcosa mi inibisce, sarà sicuramente che non ho le gambe lisce. Ti amo, perdonami e così mi sentirò a mio agio solo dopo Silk and Bill. Miss Bilda! Grazie, ciao! Dove stai andando? Grazie! Brava. Ringraziamo anche Gabriele che gli scrive queste canzoni meravigliose. Testi d'autore. E adesso abbiamo... No, scusa. Non era qui. Come no? Cosa sta cercando? A Sant'Efes. Ma non passa qui, gli ho detto Uno del gruppo di Argosolo. C'è un gruppo di Argosolo fuori? Del gruppo di Argosolo in piazza Ienne. E cosa ti ha detto? A Sant'Efes. Non ho capito. Cosa ti ha detto? Ma un tipo di perché Argosolo parla così? Questo ti piace se incrocia con un cane cassa a mano. Guarda che noi dobbiamo andare a Argosolo a fare serata, Io lo bene. E anche tornare? Dobbiamo anche tornare ad Argosolo. No, fu scherzando. Fu scherzando in Allora, me. Fratello Fido passa il 1° maggio. A Tora.
La mattina alle 11:30 ci sta la Oh, chiesa. quando passato sono andato a Sant'Efese. Capendo, mi sono fermato al monastero, mi sono ubriacato con una pizza. Che? Mi sono ubriacato. Ah, una pizza. Arrivo, puff, i 5 e fu torrente. Sono partito su 31, sono arrivato a Castello su 4. Era già passato. Ho fatto giusto, poi sono tornato. E la vista è stata rara? No, sono ubriaco. Vabbè, comunque lei allora si E mette da... poi si lava varietà uno. Che cosa? Eh? Che cosa? Questo passaggio. E te cazzo di nato. Mi spillava su bineccio, pluff, del tombo. Vabbè, comunque il 1° maggio lei va da lì e si fa trovare sacrificio. Ma intanto c'è cazzo un miliziano acquato. Miliziano? Miliziano acquato, ogni volta si spara, un fressia da sindire, Come un parla fressia. questo? Eh? Come parla lei? Cos'è questo? Che vuol dire? Sempre dritto, un po' di sinistra, grazie. Allora, Matteo, Sì, lanciamo un appello su Facebook. A questo Sì. personaggio non abbiamo ancora dato un nome. è vero. Io nella scaletta metto suonatore di Launeddas. Diamo un nome a questo personaggio. Però facciamolo adesso e continuiamolo la E prossima continuiamo la puntata. settimana prossima. Ok, va bene, ci il nome stiamo. più giusto gli daremo questo nome. Mentre adesso volevo presentarvi una coppia che viene da Carloforte, che ci presenta gli stornelli tipici della zona e della tradizione genovese. Sto parlando di Norino e Luisella. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Buonasera signor Metta. Buonasera. Buonasera, Tutto buonasera. bene, tutto bene. Tutto bene, voi? Tutto bene, anche se non sembrava, ma l'acqua era fredda, ne? Come l'acqua era fredda? Sì. Perché siete venuti a nuoto? No, lei è venuta a nuoto. E lei? Io ho viaggiato dentro la valigia di mio cognato. Ah, perché, scusi? E con quello che costa il biglietto del traghetto, ma sta scherzando? Costerà 4 euro quel biglietto. Signor Metta, è pesante. Quanto ha detto? 4 euro. No, Allora, Sono cifre siccome- gastronomiche. Siccome anche lei è diventato un bue nel frattempo. Però, signor Metta, anche lei. Anche dice lei queste però, cifre, mi scusi, dice. Oh, neanche poi deve essere 30 euro per dire che uno si... Norino, mo ti lascio lì in terra, Basta, non dica più queste cose che non c'ho l'età per fare Lei queste deve cose. sorrendere suo marito, scusi. Ma lei è matto. Lo sa che la paura di spendere questo ce l'ha nel DNA Sì, ormai. questa è una cosa. Siete pronti per gli stornelli? Sì, dai, siamo pronti, anche se è stata una settimana un po' dura, glielo dico, signor. Vabbè, che cosa è successo? Ogni volta che venite c'è una settimana dura. Cosa è successo stavolta? Siamo andati a un matrimonio. Siamo andati muniti di paletta e di scopa, come sempre. Scopre il paletta per che cosa? Fuori dalla chiesa. Quando prendiamo lanciano il riso, noi ce lo raccogliamo e ce lo portiamo a casa. Guarda che tristezza. Abbiamo fatto il riso alle rose l'altra volta. E alla terra. Era un po' mischiato. Guarda, vabbè, tanto. quindi voi siete sempre nei matrimoni a scrocca? E siamo andati infatti anche al ristorante dopo. Usci, ci siamo presi anche gli avanzi per Abbiamo casa. preso non di avevo tutto. dubbi, Poi guarda. a un certo punto però è arrivato un signore vestito di tutto a punto. Benissimo, era E mi bene. fa, cosa state combinando qui? E chi era? Lo sposo. Lo sposo? Sì. Perché non lo conosceva lo sposo? No, Mai mai visto. visto prima. Vabbè, siete amici della sposa. No, non è neanche di Carlo Forte. Boh. Chi la conosce? Allora, chi vi ha invitato a quel matrimonio, scusa? Nessuno, ci siamo intrufolati da soli. Voi intrufolate nei matrimoni? Ogni domenica, signor Medda. E con quello che c'è da mangiare, Ci intanto, mangia- tutta la invitato più, invitato meno, ma chi se ne accorge? Vabbè, ma non è bello. Comunque, dai. questo qua mette le mani al collo di Norino, lo voleva strozzare. Gli ho Perché detto, se ne accorge? no, no, gli ho detto, prima Cosa devi gli ha detto? No, No, così. prima deve passare sul mio corpo. Che, detto tra noi, era bellino, non mi dispiaceva neanche. Luisella, non volete davanti a suo marito queste cose? Vabbè, ma dai. lo sa, signor Meda, che qua non si batte chiodo, Ma perché? Ci abbiamo l'orsacchiotto e il letargo, ne? Cosa vorresti Vabbè, tra un dire? po' è primavera, signora. Non per l'orsacchiotto, no. Vabbè, signor- cosa ha fatto lo sposo allora? E comunque l'ha mollato, al suo diva sul mio corpo, fino ad andata da Mi ieri. sono fatto 3 giorni di prigione. Ma perché cosa? Per Ti ha denunciato? intrufolamento nei matrimoni altrui. Intrufolamento dei matrimoni Manco lo altrui? conoscevo io sto Eh, reato. Ma è un neanche altro io. tipo di reato. Mi hanno fatto fare 3 giorni di prigione e poi purtroppo mi hanno Come rilasciato. purtroppo? Per fortuna? No, purtroppo perché ero spesato di tutto. Vabbè, va, Io dai. ero a casa con gli avanzi. Vabbè, comunque, visto che qui No, oggi... no, no, non mi scordi la chitarra. Visto... No, ma quando me gliela ascolto? No, me la ascolto.
Non gliela sto scordando la chitarra, me la che sta qui scordata. ce lo fa un stornello. Un stornello che adesso non si capisce niente. Ma no, professore, la chitarra. No. Sentite un po', Adesso cosa in tono? Madonna mia. Signor Chiani, mi faccia lei gli accordi. Tutti insieme. La scoperta del neutrino che più veloce della luce è stata acclamata, è stata acclamata. La scoperta del neutrino è stata acclamata, peccato che però era solo un astro. Suoni la chitarra! Suoni la chitarra! No, non suona. E noi di Carlo Forte siamo un popolo di scaltri per non sprecare i soldi, per non sprecare i soldi. E noi di Carlo Forte siamo un popolo di scaltri per non sprecare i soldi, usiamo quelli degli altri. Lidino di te, tabaccato di domenica sera. A fra poco in diretta!